Piazza Masaniello, Piazza Mercato e Piazza del Carmine. Valerio mi ha detto ci vediamo a quella vicino alla chiesa. Allora, è Piazza del Carmine. Con il crescente interesse per il turismo gastronomico, la pizza fritta è diventata una delle tappe obbligatorie per chi visita Napoli. Alcuni tour culinari includono degustazioni di pizza fritta in diverse pizzerie storiche, spiegando ai partecipanti le origini e i segreti della preparazione. Un bicchiere di birra fresca è l'abbinamento perfetto. La leggerezza e le bollicine della birra aiutano a bilanciare la ricchezza della frittura. Sono Valerio La Rosa, ho 48 anni e da piccolo volevo fare il fruttivendolo. Da grande mi ritrovo a fare l'avvocato, ma la mia passione per la cucina ha superato ogni tribunale. Ora sono un food creator e le mie ricette e le mie storie le potete trovare sulle mie pagine social. Chef Valerio La Rosa e per gli amici Chef in cravatta. Valerio, Enrico! come stai? Bene, tu? Bene, però ti prego, visto che fa un freddo cane ed ho una fame da lupi, dimmi dove andiamo a mangiare. Ti porto a mangiare una bella pizza alla Pizzeria del Popolo. Sono Gianni Briglia, pizzaiolo della Pizzeria del Popolo, sita vicino alla Basilica della Madonna del Carmine. Le nostre pizze sono classiche della tradizione napoletana, senza fronzoli. E che pizza mi fai mangiare? Pizza fritta su fritta e provola. Su fritta e provola. Ma la sape fa? Ma tu devi mangiare la pizza E e vieni a piessa a me. va a pensare. Perché dovreste venire qui? Perché la nostra pizza è semplice e autentica, come la nostra città. Alcune frasi o proverbi riflettono la sua importanza culturale. A pizza fritta non se nega a nessuno. La pizza fritta non si nega a nessuno. Un modo per dire che è un cibo democratico, alla portata di tutti. Fammi una pizza fritta e passa tutto. Usato per dire che una buona pizza fritta può risollevare l'umore. Sia pizza scoppia è colpa do pizzaiuolo. Se la pizza scoppia è colpa del pizzaiolo, per sottolineare quanto sia importante la manualità nella preparazione. Caro Gianni! Qui, Valerio carissimo. Guarda chi ti ho portato, il maestro Enrico Porzio. Piacere Enrico. Gianni, piacere mio. Enrico, qua stiamo nella patria della vera pizza napoletana. Un pizzaiolo vero della tradizione napoletana. Ma poi fa una pizza fritta. Vale, tu invece fai chef, irà farla tu. Allora, fai una cosa, prendi un bel tavolo, inizia ad ordinare da bere, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Gianni. Mi raccomando, fai presto che tengo fame. Ti raggiungo. Allora, Gianni, pizzaiolo da quanto tempo? Sono appena 36 anni Enrico. Hai iniziato da giovanissimo. A 16 anni. E sempre qui a Piazza Mercato. No, in verità ho iniziato a Via Tribunali, in una nota pizzeria del centro storico. Poi da 20 anni siamo qui a Piazza Mercato. Senti, ma come è nata la tua passione per la pizza? Passione vera e propria non è nata, veramente è stato per un fatto di necessità. Poi la passione è venuta dopo. Bella storia Gianni, però non mi basta. Ma Gianrica, ma già fanno pochi fatti tu. Portami nella tua postazione di lavoro. Tranquillo, vieni appresso a me. Ma capisci? Allora Gianni, una vera pizza fritta napoletana, direi con un vero impasto napoletano. Assolutamente sì Enrico, questo è un impasto diretto con farina 00. Idratazione, 65-70%. la lievitazione, Lievitazione 8-12 ore. cottura. Henry, cottura lenta, docile e mai aggressiva. Ma mi stai pigliando in giro? Assolutamente. Chi ti metti in difficoltà, oltre al tuo cavallo di battaglia, mi devi fare una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Me la fai? È certo che te la faccio, Henry. E allora io raggiungo Valerio. E tu? La pizza le dico. Diego Armando Maradona. Valerio, eccomi qua. Allora, com'è andata? Vale, bene. Questa
è la vera pizzeria napoletana. I colori chiari, gli arredi semplici, le sale piene, la cosa più importante. Ma tu da quanto tempo vieni a mangiare qua? Ritenevi capire? Una ventina d'anni, abbastanza insomma. E quando fa freddo hai sempre mangiato questa provola e soffritta? Mi sono meteopatica. Quando fa freddo, provola e soffritto mi riscalda. Poi quando sono belle giornate, una cosa fresca, una capricciosa, una marinara, una margherita. Vale, e quando tempo è incerto? Quando è un tempo incerto, una bella 4 stagioni. Ah boh, comunque io mi fido di te, speriamo bene. La pizza fritta veniva spesso chiamata anche pizza a 8, in riferimento all'usanza di pagare il conto dopo 8 giorni. Chi non aveva soldi poteva prendere una pizza e promettere di saldare il debito entro una settimana. Questo sistema basato sulla fiducia era una testimonianza della solidarietà tipica dei quartieri napoletani. Ragazzi, ecco la mia pizza fritta, provola e soffritto. Buon appetito! Grazie. Che profumo. Non ci resta che assaggiare. Morbidissima, eh? Ma il profumo. E al taglio profumo ancora più intenso. Vale. Lascia a te l'onore. Mangi il piglio pizza due, non ti preoccupare, prendi. Ma questa con le mani. Sempre la certo. pigliamo leggermente. Guarda il soffritto, guarda. Io non la piego. Esplosiva. Piccante al punto giusto. Con l'imbasso, scioglie. Guarda, la provola sciolta bene, ingredienti caldi all'interno. Mi interessa, racconta, che il parere tuo è importantissimo. È molto ma molto equilibrato. E poi è una pizza fritta, punto quasi zero. Guarda. E non ti fidavi di me. Ehi Gianni, tutto bene? Com'è il soffritto? In verità Manuè, la stanno provando adesso. Io sono fiducioso, lo sai, il nostro soffritto è super. Non ti preoccupare, siamo forti. E tu volevi stare a dieta? Non si può stare a dieta, è impossibile. Vale, per scaffà pure oggi. Non questo freddo, guarda. Una pizza col soffritto, guarda. Io mi sento già caldo proprio. Ti apre i polmoni. Allora, di com'era? Vale, sinceramente non era facile dare equilibrio a questa pizza fritta, però era buona, veramente buona. Anzi, poeticamente parlando, che se una pizza che ti infiamma la bocca e ti riscalda il cuore. Però era il suo pezzo forte, tutto normale. Voglio proprio vorrire, ma che ci fa la pizza di Maradona. Maradona, anima all'opriatore. Permetti un pensiero poetico? Prego. Sangiana, non ti cruciare. Tu lo sai, io ti voglio bene. Ma una fin di Maradona, squaglio sangarin de vena. E che stai? Maradona non era solo un calciatore per i napoletani. Era uno di loro, un uomo del popolo che capiva la sofferenza, la passione e la resilienza della città. Il suo modo di giocare rifletteva lo spirito di Napoli, creativo, combattivo e pieno di cuore. Durante i suoi anni a Napoli, Diego divenne un simbolo di riscatto per una città spesso dimenticata e criticata. Il suo rapporto con i tifosi era unico, un amore reciproco, viscerale e incondizionato. Ragazzi, questa è la pizza che ho dedicato a Maradona. Come si chiama? Questa si chiama la pizza de oro. Come è fatta? È fatta con salame, cipolla, tonno, provola e pomodoro. Maradona la mangiava al forno, io l'ho rivisitata, l'ho fatta prima fritta e poi ripassata al forno. Buon appetito. Grazie. Vale, profumo c'è. Una montanata fritta ripassata al forno. Assaggiate.
Allora, che ne pensi? Vale, onestamente sorpreso, perché io, che sono un grande tifoso del Napoli e un pizzaiolo, so che effettivamente questa è la pizza preferita di Maradona. In una cultura diversa, però è la pizza preferita di Maradona. Poi, per un giudizio più approfondito sulla pizza, io direi di continuare a mangiare. Assaggiamo. Gianni, ti posso dire una cosa? Dice Vittorio, Però Maradona tiene proprio gusto strano. ma tu non hai mai provato questa pizza, Vittorio? No. L'hai provato perché sta pulito veramente. Eri, giudizio su questa pizza. Valerio, questa era una pizza dai diversi sapori. Qui abbiamo trovato l'intensità della cipolla, la delicatezza del tonno, la dolcezza del pomodoro, la sapidità del salame e poi l'impasto, croccante fuori e morbido dentro. Insomma, una pizza degna di Diego Armando Maradona. A proposito di Maradona, visto che rifarò il mio menù, me la fai una pizza Enrico Porzio? E certo che te la faccio. E allora stendiamo il disco di pasta sottile con un po' di cornicione. Letto di provola di Agerola, seppia leggermente scottata in aglio, olio e peperoncino, nevicata di pecorino romano e spolverata di pane grattugiato, tostato, aglio e lime. Opla! Il forno! E dopo una cottura lenta, docile e mai aggressiva, la pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. Ciuffi di creme di olive di Gaeta e una pioggia di prezzemolo tritato finemente. Guagliù, guardate quanto è bella, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure una pizza Enrico Porzio. Sa da sape fa. Comunque ritorniamo a noi. Secondo te Gianni si merita il grembiule di sta pizza vidicoccole? Enrico, secondo me ha fatto 2 pizze degne di un vero pizzaiolo napoletano. Vale, e allora dividiamoci i compiti. Io lo raggiungo per consegnargli il grembiule. E io? E tu cavo punto. Gianni, Enrico, complimenti. grazie. Il tuo locale rientra nel vero stile delle pizzerie napoletane. L'accoglienza e la semplicità sono il punto di forza. E poi nelle tue pizze fritte c'è tutta la storicità della friggitoria napoletana. La pizza fritta col soffritto. Un must del periodo freddo, non semplice da eseguire, ma la tua era perfetta. E poi la pizza de oro. La pizza preferita di Diego Armando Maradona, che era al forno, rivisitata in stile fritto. Una genialata. Motivo per cui ti consegno il grembiule di sta pizza vidicoccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche una pizza fritta col soffritto, quando fa freddo, sa da saper fa.